sono giugno, miei amici. Puntata del giovedì di Extra Live dedicata all'arte, alla creatività, il linguaggio e la contemporaneità. E ci parleranno del Rock Bus Museum. Restate due figure di spicco nella realizzazione di questo pulmino dell'Arst che diventa un'opera d'arte vivente ambulante. Spiccante, che ancora spicca. Siete i curatori. Ma curatori media, sono i media che ci etichettano come curatori. In realtà siamo degli amici di qualcuno di questi operai. Il problema era che la Rockwall chiudeva e che la fabbrica in qualche modo dismetteva il tutto, smontava quello che c'era per che produceva lana di roccia. Quindi voi siete stati chiamati alle armi da questi operai? Alle arti, sì, è una storia un po' lunga. In realtà noi siamo arrivati... Allora sì, siamo arrivati lì e siamo arrivati insieme ad un gallerista. Giuseppe Frau. Di nome Giuseppe Frau, in realtà non è il vero nome del gallerista, è uno pseudonimo perché... diciamo, non tutti i galleristi sono orgogliosi di essere tali, specialmente... Lo fa in incognito. Sì, lo fa in incognito, misterioso, supereroe cattivo, chiama Giuseppe Frau. All'inizio non era arrivato il bus, poi è arrivato anche questo bus perché giustamente loro erano in presidio permanente e hanno trovato una soluzione per passare le notti al freddo e facevano le assemblee dove ricevevano tutte le persone che si recavano là per dare loro sostegno sotto qualsiasi forma. Da chi era stato donato il bus? Da un signore che uno sfasciacarrozze, degli artisti solidali con la causa e noi politici, letterati, giornalisti, musicisti dedicati nel territorio come fa cool oggi. Cioè l'idea era l'artista porta all'arte e gli operai ricambiano uno con il scambio. cibo. Ecco, questa idea è venuta a voi. Per quello forse vi chiamano curatori. Ci hanno invitato a pranzo e ne abbiamo ricambiato, ma lo facciamo sempre, voi ci avete invitato, Ok, noi abbiamo avete... ricambiato. Era già museum perché c'era già il gallerista Sciacallo, l'avvoltoio, il privato, c'era anche il privato. Ha voluto mettere il bel marchio e poi piazzare successivamente. Questo era il suo progetto, gli artisti della sua galleria all'interno della protesta. E invece poi in questo bus si è arrivato uno strumento di connessione tra una marea di artisti, musica, all'esterno, teatro. Qualche artista si è esibito all'interno. Il primo Gio Perrino, sì. Nessuno con una pistola puntata. Comunque o iperremunerato. Diciamo quelli più cool a Cagliari sono Federico Carta, Crisa, che penso che abbiamo qua pubblicato conoscono. anche la foto del rock bus dipinto, la potete trovare sul nostro profilo Facebook Radio X. Poi oltre lui poi Bob Marongiu, che è un'icona di mercato a Cagliari, che secondo me ingiustamente ghettizzato dai quartieri alti dell'arte. Gli artisti in questo nostro gioco conviviale dovevano costituire la cassa di risonanza mediatica della vertenza e della lotta e attraverso il loro lavoro dovevano in qualche modo sdoganarlo e farlo arrivare a quanta più gente possibile. Erano i cavalli di Troia che servivano a far passare la vertenza attraverso la loro utenza. Territorio di fortissima crisi economica e l'unica vertenza che si è risolta in maniera positiva. Sono stati riassorbiti riassunti tutti e ora si occupano, sono diventati proprio degli operatori culturali, archeologia e valorizzazione del patrimonio archeologico. Stessi operai sono stati coinvolti e hanno partecipato in delle assolutamente, esibizioni. ma infatti loro sono i veri curatori, questo è il motivo per cui noi ci dissociamo da questo ruolo. Noi siamo entrati all'interno di una rete di connessione umana prima di tutto, ma i veri curatori, quelli che anche in questo momento si stanno occupando di trovare collocazione al Rock Bus Museum e forse l'hanno già trovata, ma non siamo noi a doverlo comunicare, sono gli ex operai Rockwall, non sono gli operatori culturali che hanno mosso tutta la faccenda. Noi, come tutti gli altri artisti impegnati in questa cosa, eravamo semplicemente un media, una trasmittente. Un veicolo. Quindi, Clark Kent. come ha anticipato Mimo Di Caterino, gli operai stanno cercando una casa per questo Rock Bus Museum. Cagliari, capitale europea della cultura, nel 2019, al centro di Cagliari Capitale Europea della Cultura, nel progetto iniziale, ancora tutto da discutere, si parla di bene comune,
ma anche oltre la candidatura a Capitale Europea della Cultura, Cagliari Cultura, Cagliari Arte, e dato che Cagliari è anche Sardegna, e dato che il primo bene comune del lavoro abbiamo pensato io, tanti altri, Mimmo, Barbara, di stare con gli operai Rockwool, conosciamo, siamo stati con loro tante volte, da anni, seguiamo il Rockbus Museum. E da subito con Salvatore Corriga, con tutti gli altri operai abbiamo pensato, loro hanno pensato, noi li abbiamo solo aiutati, hanno pensato di donare alla collettività quell'autobus con tutte le opere d'arte che ci sono dentro. E il primo pensiero è stato per un comune grande e per la capitale della Sardegna. Gli operai hanno incontrato l'assessore alla cultura e questa proposta è stata fatta. Un posto dove gli operai si incontravano, si facevano le assemblee dove l'arte porta l'arte e gli operai, chi sta là porta da mangiare, è o non è simbolico di questa Cagliari, di questa Sardegna? Cosa dovrebbe rappresentare il Rockbus Museum ora? Il Rockbus Museum perché rappresenta... vorresti che arrivasse a Cagliari? Immagino un Rockbus Museum messo a disposizione di tutti, magari gestito o autogestito, magari chiediamo a tutti coloro che hanno dato opere d'arte, che hanno fatto arte dentro il Rockbus Museum, cosa ci vogliono fare e come lo vogliono fare. Non credo che debba essere un singolo, anche il più bravo, a decidere cosa farci, ma magari insieme ad un quartiere, insieme a chi là c'è stato, a decidere come deve essere il Rockbus Museum nei prossimi anni. Mettendomi nei panni di un turista, a me farebbe molto piacere pagare un biglietto per entrare a visitare un museo di questo tipo, anche se è rimasto fermo agli anni in cui è stata combattuta quella lotta, però per capire, perché può riflettere la lotta operaia e quello che è successo in anni di grossa crisi. Tuttavia però anche pensato come un mezzo dinamico che può essere sfruttato anche ora da altre persone è interessante, quindi ci sono varie soluzioni, varie ipotesi. E come sempre il futuro è fatto da ciò che abbiamo conosciuto negli anni scorsi. Il Rockbus Museum rappresenta la Rockwool, rappresenta anche le miniere, quello che è stato la storia mineraria negli ultimi 100 anni, è quello che oggi è uno dei risultati di quella. Lo vedrei benissimo ai giardini pubblici. Dentro i giardini pubblici, siamo sicuri che ci entri, che non tocchi. Guarda, hanno fatto anche 2 fontane. Esatto, il comune di Cagliari, quindi quando si vuole far entrare una cosa, delle bellissime opere d'arte da poco. Ma io Stato ai giardini pubblici perché ci potrebbe essere un problema di guardiania, di aprire, chiudere il bus, proprio un problema pratico, e forse i giardini pubblici potevano essere una soluzione interessante. Però è chiaro che se fosse posizionato in una piazza o anche in realtà periferiche degradate, esatto, come quella di Sant'Elia, potrebbe no? essere anche nella Cagliari che una grande cosa. sì, nella Cagliari in genere bistrattata potrebbe essere una bella sorpresa. In genere in altre realtà delle cose del genere succedono, penso al CAM di Casoria, che si trova in un quartiere assolutamente degradato ed è una incredibile scoperta per chi si trova poi a passare da quelle parti, scoprire che là dove non te l'aspetti è possibile fare cultura. Vendi pago, scendi scena, nasce freci, sono mesti muta, arrecicando bili vera brucia, scendi striscia sui cantini, fama sputa, succia luce, sotto circo, possa massa, nuda l'assa, nuda in trassi, senso spola, folle plastica, incollato, strambo smonto, scrivi un libro, scendi insando, mai conosciuto, volampo tu conosci. Se avete visto il nostro profilo Facebook o la nostra pagina Twitter, ricordiamo Radio X e Radio X Tweet, saprete già qual è il programma per la nostra serata. Perché invece non fossi informato, vi facciamo subito un piccolo sommarietto. Allora, come primi ospiti avremo Enrico Lobina, Mimmo Di Caterino e Barbara Dau, che sono già qui con noi. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao. Ciao. E ci parleranno del Rockbus Museum, un museo ambulante che ha rappresentato la lotta ai lavoratori della vecchia azienda Rockwool, fallita nel 2009 e poi in qualche modo resuscitato. Eccoci. E chiederei a loro di raccontare agli ascoltatori la vicenda del Rockbus Museum.